Bene, signori. Adesso noi passiamo alla parte medica. E Patrizia, se qualcosa, leggi la scaletta in modo tale che i medici si preparano. Grazie. Il dottor Diego Ponzin, direttore Fondazione Banca degli Occhi di Mestre di Venezia. No, non leggi più di mano. E poi il dottor Luca Vecchiato, primario di pediatria dell'ospedale Campo San Piero a Padova, il professor Stefano Piermarotti, medico chirurgo specializzato in oculistica, il professor Leonardo Salviati, direttore genetica ed epidemiologia di clinica all'Università di Padova, dottor Vincenzo Diori, genetista all'Università di Padova, dottor Giuseppe Jurman, esperto in intelligenza artificiale, Fondazione Bruno Kessler di Trento, professor Francesco Parmigiani, referente medico per la retinite pigmentosa e referente scientifico a HeartNine. Quindi si invita il dottor Diego Ponzin, direttore Fondazione Banca degli Occhi di Mestre. Buongiorno a tutti. Io per la verità mi limiterò a un saluto e dirò qualche parola su quello che credo sia il significato di questa cooperazione che secondo me è doverosa fra il mondo delle fondazioni come la nostra. Noi abbiamo cominciato a lavorare nel campo dei trapianti di cornea molti anni fa, ma ormai abbiamo un piede diciamo piantato fortemente anche nell'ambito della ricerca, e poiché i problemi di vista non sono purtroppo limitati ai problemi della cornea, ma ci sono appunto le importanti malattie della retina che rappresentano ancora una sfida, da qui ecco la necessità e anche la volontà di collaborare con associazioni come questa. Veniamo da 2 anni un po' complicati e questo non credo rappresenti una novità. In questi 2 anni abbiamo avuto l'impatto di questo enorme problema, cioè la pandemia, anche nel mondo dei trapianti di cornea, nel mondo della sanità, nel mondo della ricerca. Nel momento peggiore, quindi diciamo quando il virus si è presentato con grandi numeri, mi riferisco alla primavera del 2020, il sistema ha registrato fino a un calo anche del 40% dei trapianti, pensate, e del 20-25% delle donazioni. Questo che è un dato importante, fortunatamente è un dato che è regredito, e devo dire che attualmente il Veneto, nonostante la pandemia, nonostante i problemi sopportati dal personale sanitario, ha recuperato con grande efficienza tutte le attività che riguardano il mondo dei trapianti di cornea, che consentono di dare buone soluzioni a chi ha problemi di vista per colpa di malattie della cornea. E sulla retina cosa possiamo dire? Allora noi abbiamo anche un piccolo centro clinico, naturalmente il nostro diciamo primo campo di interesse riguarda le malattie corneali, però ci occupiamo anche di malati rari e quindi partecipiamo all'identificazione il più precoce possibile di malati che possono avere anche problemi della retina e li mandiamo nei centri opportuni, quindi la collaborazione col centro di Campo San Piero e i colleghi specialisti che lavorano lì risale a molti anni fa. C'è un altro aspetto però che sta emergendo e sta diventando una componente importante del nostro lavoro e che riguarda la ricerca. La ricerca, sapete bene, può essere una ricerca diciamo di base, sperimentale, iniziale, può comportare l'utilizzo di cellule animali, però ha bisogno ad un certo punto di tessuti umani. E attualmente noi stiamo vedendo un grande fermento in campo veneto, ma anche direi italiano, nelle richieste di tessuti retinici per scopi di ricerca. Grazie al cielo la popolazione veneta è molto sensibile alla donazione dei tessuti oculari e fornisce quasi sempre, direi nel 99% dei casi, anche il proprio consenso all'utilizzo di tessuti che magari vengono prelevati assieme alla cornea per prelevare la cornea, ma che
contengono anche tessuti retinici e che quindi possono essere utilizzati per scopi di ricerca. Il fatto che queste richieste siano aumentate in modo esponenziale, secondo me è una ragione di ottimismo, perché vuol dire che ci sono finalmente molti laboratori in Veneto e in Italia che si stanno occupando di questi gravi problemi della retina. Queste terapie, che non potranno che essere, credo, terapie geniche, terapie che vanno ad agire sui momenti, sulla eziologia e la patogenesi della malattia, hanno necessità di avere a disposizione cellule umane per trovare le risposte preliminari prima di testare le terapie sull'uomo. E quindi credo che questo rappresenti una nota di speranza, questo fatto, ecco, che sono proliferati i laboratori che ci chiedono tessuti retinici per esperimenti relativi allo studio delle malattie della retina. Vorrei concludere con un saluto affettuoso ad Antonio, che mi conosce da tanti anni e con cui abbiamo fatto negli anni diverse cose. Cosa dire? Mi viene in mente, non so chi di voi ha presente, c'è un film che racconta la storia di McDonald's, si chiama The Founder, se non vado errato, e il protagonista, mi pare sia all'inizio del film che alla fine, mentre racconta la sua biografia al giovane, gli ripete tante volte che per farsi strada nella vita e raggiungere dei risultati, la dote più importante è la perseveranza. E direi che la parola perseveranza descrive piuttosto bene la figura di Antonio. L'ho visto negli anni spendersi per l'associazione, superare difficoltà, superare criticità, fare sempre da collante e mettere insieme le persone. Saper mettere insieme le persone e le istituzioni è una grande dote che richiede perseveranza, e di questo credo che tutti noi dobbiamo essere grati ad Antonio. Grazie. Grazie per la Fontini, molto bene, ringrazio forte, grazie anche che oggi sei stato qua presente con noi e di tutte queste notizie che ci hai dato, che sono per noi molto molto importanti per quanto riguarda il proseguo, diciamo, della speranza, per quanto riguarda la luce dei nostri occhi. Ora la parola al professor Luca Vecchiato, primario della pediatria di Campo San Piero. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto il Presidente Ongaro per questo gradito invito e ringrazio già subito per questa gradita e importantissima donazione di questo apparecchio fondamentale per la terapia, per la diagnosi, ecco, dei nostri neonati prematuri, che è la RetiCam, fondamentale per un reparto che voglia fare terapia intensiva neonatale, è fondamentale per un reparto di oculistica, come c'è di Campo San Piero, che voglia trattare questi neonati. Quindi veramente grazie per questa donazione. Io sono il direttore della pediatria e della terapia intensiva neonatale da circa 2 anni e sono qui per dare un messaggio, diciamo, positivo, ecco, di presenza, di rinnovata presenza del nostro reparto, perché per chi si ricorda, ecco, circa 2 anni fa, 2 o 3 anni fa, sicuramente la nostra sindaca Macaroni si ricorderà, il nostro reparto ha superato e ha vissuto un momento molto difficile. Come sapete, la terapia intensiva neonatale negli anni scorsi, grazie al professor Giorgi e al dottor Filippone, aveva avuto veramente un grosso sviluppo, diventando uno dei poli dei centri, ecco, di terapia intensiva neonatale regionali, arrivando a avere dei numeri molto simili a centri come Treviso e Vicenza, ma improvvisamente, fine 2018-2019, si era trovata senza medici. Io ho avuto l'onore e l'incarico di prendere in mano questa direzione e sono partito a ottobre 2019 e sinceramente vi dico che ero io da solo e un medico che era part-time con me, quindi eravamo in 2 e io vedevo il medico ogni tanto, quindi è stata, diciamo, forse un'esperienza anche unica nel suo genere, perché non penso che ci siano reparti come il nostro che hanno vissuto e superato questa situazione. Sicuramente il messaggio
ecco, di speranza e di, diciamo, di presenza parte dai dati oggettivi. I dati oggettivi sono questi, perché ora siamo a fine settembre, quindi quasi appunto 2 anni della mia esperienza a Campo San Piero, e attualmente abbiamo riaperto tutto praticamente. La pediatria era chiusa, abbiamo riaperto la neonatologia, e anche a settembre 2021 abbiamo riaperto, vado pure avanti perché un attimo solo che lo mando anche in condivisione. comunque non importa. Abbiamo riaperto anche la terapia intensiva neonatale. Nell'anno 2020 abbiamo triplicato i ricoveri in terapia intensiva rispetto al 2019. Abbiamo triplicato il numero di ricoveri di neonati prematuri rispetto all'anno precedente. Le nascite, forse unico centro nascite del Veneto, sono in aumento negli ultimi 2 anni, e il trend del 2021 è in forte aumento, siamo già a più 100 rispetto all'anno scorso. Quindi un'esperienza anche questa qua veramente positiva, assieme al dottor Rigano, primario della ginecologia. Quindi, diciamo, ci sono tutte le premesse per ripartire e per fare grandi cose. I 2 medici che c'erano a ottobre 2019 sono diventati 10 medici adesso, a novembre saremo in 10 medici più il sottoscritto, quindi diciamo il reparto è ricostituito. Non basta certamente questi numeri, non bastano. Ovviamente sono qui anche per rivolgermi alle autorità, insomma, sia locali che regionali, perché chiederemo ancora supporto da parte di altri medici per non incorrere nei precedenti problemi che abbiamo avuto, ecco, nel 2018. Ma sicuramente la presenza della terapia intensiva neonatale, ecco, una terapia intensiva neonatale che vi ricordo era stata ristrutturata da pochi anni, quindi diciamo tecnologicamente all'avanguardia, tanto che in parte è stata copiata anche da Padova, ecco, nella sua strutturazione. Una terapia intensiva neonatale che appunto ripartirà grazie all'arrivo di nuovi medici anche con esperienza, ecco, di neonatologia. Concludo qua. Se sarà una storia a lieto fine non lo so, comunque sicuramente da parte nostra c'è un grosso impegno come medici. Ringrazio le associazioni come appunto Retina Veneto che ci aiuta in questa attività, perché avere una RET cam nel nostro ospedale sarà fondamentale per gestire questi neonati prematuri, e ringrazio il territorio, ecco, tutto il territorio che ci ha comunque sostenuto in questi anni. Grazie di tutto quanto, di quello che sta facendo, di quello che andremo a fare insieme per il proseguo, diciamo, dell'attività di patologia neonatale e di pediatria stessa, insomma, e la collaborazione con l'oculistica sempre di Campo San Piero. Adesso do la parola al professor Pier Marocchi Stefano. Buongiorno a tutti. Sono state già spese tantissime parole per elogiare questa associazione e soprattutto Antonio Ongaro. Non posso non unirmi a questi elogi. Come diceva il dottor Martello prima e molti altri relatori che mi hanno preceduto, al di là delle figure che sono necessarie, cioè i medici, le istituzioni, le amministrazioni, la parte politica, è necessario anche un aspetto di catalizzatore che sicuramente questa associazione ha svolto. Non basta avere le idee, ma come diceva Diego Ponzin prima, ci vuole la perseveranza di cercare di raggiungere questi obiettivi e costruirli giorno per giorno e superare gli ostacoli. E quindi un grazie doveroso per quello che ha saputo fare anche nel nostro settore. Io sono Stefano Piermarocchi, sono un medico oculista, docente e ricercatore all'Università di Padova, che ho lasciato da 2 anni, e con questa grande istituzione ho formato la mia esperienza su quelle che io chiamo le età estreme, bambini da una parte e anziani dall'altra. La degenerazione maculare legata all'età, che come voi sapete interessa moltissime persone, e l'oftalmologia pediatrica, che alle volte viene considerata come nicchia. In realtà non lo è, perché ovviamente una patologia che interessa il bambino è spesso una malattia che ha delle ripercussioni per tutta la vita, quindi influenzando in modo importante la sua qualità della vita.
Per questo io credo che pochi oggi abbiano ricevuto un messaggio chiaro, al di là delle parole tecniche che usiamo, REDCAM. Ma che cos'è questa REDCAM? A cosa serve? Ci è stata utile? Perché è così importante? È stata così importante nell'attività del reparto gestito da Marzio Chizzolini, che ho l'orgoglio di dire che è stato un mio allievo quando ero all'università. Allora, la REDCAM serve per inquadrare clinicamente, scusate se sarò noioso, ma 10 minuti ve li chiedo di attenzione, perché è una cosa credo molto importante e soprattutto sensibilizzarvi su questo argomento. Riguarda la cura del bambino prematuro. Vado avanti? Sì. Posso? Sì, prego. Aspetti che... dovrebbe dire come fare per andare avanti. È, vi dicevo, una malattia che interessa il bambino prematuro. È una malattia molto importante ed è, come sentiremo tra poco, una delle principali cause di cecità. Grazie mille. È una malattia che si associa ovviamente alla nascita di un bambino prematuro che viene esposto troppo presto all'ambiente fisico esterno e all'aria e sviluppa un'alterazione della retina che spesso esita in un distacco della retina, un distacco irreversibile della retina, che tradotto in termini clinici vuol dire cecità. Sapere individuare precocemente questa malattia nel bambino prematuro, sapere curarla, ci permette di prevenire la cecità in questi bambini. Qual è la epidemiologia? È una patologia di nicchia, questa parola io francamente la odio, perché significa dire che il 10% delle nascite premature, questi sono i numeri, le nascite premature, di bambini prematuri riguardano il 10% di tutte le nascite, non è chiaramente una patologia di nicchia. E all'interno di questi bambini prematuri un numero molto elevato, circa un terzo di questi bambini, sviluppa la retinopatia della prematurità. Al punto tale che oggi è la prima causa di cecità evitabile in tutti i paesi, soprattutto nei paesi ad alto tenore di sviluppo, paesi economicamente evoluti. Dal punto di vista epidemiologico, noi abbiamo visto comparire la malattia nel mondo occidentale intorno all'ultima guerra mondiale, tra gli anni 40 e gli anni 50. È stata chiamata la prima epidemia, tra virgolette, di Roth. La seconda è avvenuta intorno agli anni 70, la terza intorno agli anni 90. Ma perché? Non è una malattia infettiva, non ha nulla a che fare con virus e batteri, ma ha risentito ovviamente di tutte quelle metodiche che hanno consentito ai medici di far sopravvivere questi bambini che prima morivano purtroppo. E infatti, paradossalmente, sta crescendo come incidenza questa malattia in Africa, in Asia, dove ovviamente le condizioni economiche erano peggiori, ora stanno notevolmente migliorando e quindi cominciano a esserci casi importanti, numericamente importanti di questa malattia. Vi dicevo, è la prima causa di cecità evitabile tra i bambini. La cosa curiosa anche da sottolineare è che negli ultimi 20 anni, confrontando un pochino i dati della letteratura, noi osserviamo che c'è una concentrazione crescente di bambini iperprematuri, cioè al di sotto dei 750 grammi e al di sotto delle 25 settimane, che ovviamente bambini che prima non potevano sopravvivere. Le tecniche di rianimazione, le tecniche di assistenza anche alla gravidanza, portando a termine delle gravidanze che prima non sarebbero potuto succedere, ovviamente consentono di migliorare la sopravvivenza, ma anche di questi bambini che prima purtroppo decedevano. E quindi il numero si è raddoppiato di bambini sotto i 750 grammi negli ultimi anni. Qual è il fattore? I fattori di rischio per la retinopatia della prematurità, per il rischio di avere bambini con questa gravissima malattia degli occhi. L'età gestazionale bassa, ovviamente se una gravidanza non viene portata a termine, il bambino non è ben sviluppato, completamente sviluppato. Il basso peso alla nascita, il basso guadagno di peso nei primi giorni di vita. Questa è un'altra cosa che
i pediatri che seguono questi bambini conoscono benissimo. E noi abbiamo fatto a Padova, nella terapia intensiva neonatale di Padova, un'analisi negli ultimi anni, finché io lavoravo lì, e abbiamo potuto osservare che sotto le 25 settimane di gravidanza, una volta si parlavano di settimini, ora questi sono molto meno che settimini, e sotto i 750 grammi di vita, praticamente tutti i bambini hanno questa malattia. Quindi, ripeto, nelle patologie che seguono questi bambini è un problema importantissimo, che vede essenzialmente la sua patogenesi nella precoce prematura esposizione all'aria di questi bambini. In tutto il mondo la retinopatia della prematurità ha un'importanza sociale ed economica enorme, vastissima. Ripeto, sono bambini che sopravvivono, ma tante volte purtroppo sopravvivono ciechi. Noi sappiamo che esistono diversi stadi della malattia, ed ecco qui che entra in gioco la RETCAM. La RETCAM è una macchina che consente di effettuare delle fotografie al bambino neonato. Tra un po' vi mostrerò alcune fotografie di quello che può fare. Ecco qui alcune fotografie della retina di un bambino neonato, cosa che con gli strumenti convenzionali che usiamo in oculistica per l'adulto non si può fare. Noi dobbiamo customizzare tutta l'oftalmologia al bambino per cose banali, banalmente. Per esempio il fatto che il bambino è disteso. Tutti gli strumenti che usiamo di ambulatori oculistici, voi saprete, chi l'ha fatto, presuppongono che il paziente stia seduto. Ecco, questo per esempio è un problema non banale da ovviamente superare, e questa macchina ovviamente lo ha consentito. Oramai questa macchina rappresenta un passo fondamentale per seguire seriamente questi bambini. Io sono perito anche del tribunale e direi che le più frequenti situazioni in cui io vengo chiamato in causa sono purtroppo quelle che riguardano la oftalmologia pediatrica. Perché soprattutto nella ROP esistono dei protocolli clinici rigidi che, devo confessare, spesso molti oculisti neppure conoscono. E è un settore appunto che anche nella nostra professione viene seguito relativamente con poca attenzione, ed è per questo che negli ultimi 10-15 anni stiamo cercando di fare uno sforzo anche di sensibilizzazione anche al nostro livello. E lo screening prevede appunto che Luca Vecchiato lo sa benissimo, ovviamente questa è una sua preoccupazione quotidiana, che i bambini che sono nati all'interno di una certa fascia di età gestazionale debbano essere visti dall'oculista, perché solo la precoce individuazione di queste lesioni consentirà di trattarle e di prevenire la evoluzione verso la cecità. La RETCAM è questa macchina molto complessa ma estremamente utile. Prima c'era l'onorevole Cohen che sottolineava la tecnologia. Io sono nato con la chirurgia fatta a mani nude senza microscopio operatorio. Oggi devo dire che i giovani che arrivano e vedono queste macchine complesse si trovano ovviamente un percorso molto agevolato. Una cataratta una volta durava, Francesco, un'ora più o meno, 30 minuti, un'ora, esatto. E oggi ovviamente voi tutti sapete, chi l'ha subito come intervento, è un intervento molto veloce. E così la tecnologia ci assiste moltissimo, anche in questo, mi scusi, non va più avanti forse ho sbagliato io qualcosa. E ci consente, vi dicevo, di arrivare a individuare quei soggetti che poi effettuano il trattamento laser. Se vuole andare direttamente al video, il trattamento laser che presuppone che il bambino venga messo in anestesia generale, che venga, ecco qui, e viene questo rumore è l'umore del bip del laser, e il bambino viene così trattato e si evita che si arrivi a quelle forme più gravi che possono portare, dicevo, a cecità. Grazie per la strada.
Concludo semplicemente augurando che tutte queste cose che ci siamo detti abbiano una evoluzione la più razionale possibile. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale ha preso piede anche in questo settore. Spero chi mi seguirà nella relazione mi possa dare qualche interessante novità. Noi stiamo lavorando alacremente su questo, sulla scia dell'esperienza di Stanford, con dei colleghi con cui ovviamente collaboriamo, proprio perché questa attività sia la più precisa, capillare possibile, creando anche delle reti. Un ultimo doveroso ringraziamento all'associazione dei gelatieri in Germania, da cui sforzo organizzativo, contributivo, anche assieme ad altri ditte, ad altri privati, ci ha consentito di realizzare questo, quello che era prima forse un sogno 2 anni fa, che ora è diventata realtà, e adesso dobbiamo lavorare su questo. Grazie a tutti. Grazie per stare Stefano Marocchi. Io quando ascolto lui rimango sempre a bocca aperta, perché è sempre qualcosa di coinvolgente, mi batte ancora di più per darmi il cuore, perché io quando c'è stata questa proposta di questa Red Cam nel 2016, ho detto sì, Antonio, dobbiamo farla, dobbiamo donarla, e come hai citato lui prima abbiamo trovato delle persone, perché così noi soldini non avevamo tanti, insomma, però abbiamo trovato delle persone di grande cuore, come i gelatieri, come i tesi, insomma, che ci hanno dato una mano per con questi fondi per poi dare possibilità, come ho detto prima nel mio intervento iniziale, nel 2020 tornare questa bendita macchina che è utilissima, come ha appena detto il professor Pia Marocchi, eccetera, eccetera, che viene utilizzata per i bambini. Questo è un grande risultato, grazie a tutti quanti, grazie a voi, eccetera, eccetera. Grazie professor Pia Marocchi. Adesso do la parola un attimo al professor Francesco Parmigiani, che deve introdurre una carta. Buongiorno a tutti, no, ma non mi servono le diapositive, mi sentite? Sì. Era solo perché volevo fare una breve ulteriore scaletta, in modo che liberiamo anche le persone che devono lasciarci prima, però ci tenevo in particolare a dire 2 cose. La prima è che le parole del dottor Martello di poco fa, secondo me, dovrebbero essere abbastanza illuminanti per far capire quanto Antonio e l'associazione è riuscita a lavorare, volendo anche aggiungere che unire le forze provenienti da 2 università diverse è una cosa estremamente difficile in Italia, ma estremamente normale in altri paesi. Come estremamente normale in altri paesi che le sedi delle associazioni no profit, ONLUS, APS, come vogliamo chiamarle, siano negli ospedali. Invece in Italia penso che l'unica associazione, una delle pochissime associazioni di malati, non sto parlando di volontariato, di malati, di fianco all'ambulatorio che segue questi malati, uno dei pochi esempi sia quello di Retina Veneto. E questa è una decisione che onestamente partì dal dottor Benazzi e poi il dottor Scibetti e il dottor Dario appoggiarono, e questo, devo dire, dà atto all'ULSS ex Alta Padovana, ma anche all'ULSS Euganea, di aver capito l'importanza dell'associazionismo, soprattutto per malattie rare. Voglio ricollegarmi velocemente, proprio per ricollegarmi e dare anche un piccolo spartiacque. Io sono una persona, un professionista non molto esperto di ROP, e quindi anche per me sentire Stefano Piermarocchi, che è stato anche un mio maestro di retina, non solo di ROP ma di tante altre cose, per me è sempre un piacere estremo, dicendo che forse quando Marzio Chizzolini, che probabilmente no, non è potuto venire, ma forse siccome è una persona di tanta sostanza e poca forma, ha detto c'è già Stefano, c'è già Francesco, non stiamo ad annoiare troppo pure con Marzio. E non voglio giustificare questa cosa, ma io penso che Marzio comunque ci stia dando la possibilità di collaborare insieme in una maniera unica. E voglio aggiungere che, se appunto, ricollegandomi a quello che diceva Stefano, si parla di intelligenza artificiale, aggiungiamo pure la terza regione,
perché la Fondazione Bruno Kessler, che il dottor Jurman rappresenta in questo momento, come l'ha rappresentato l'altro anno sempre alla nostra assemblea, è del Trentino Alto Adige. Quindi mettiamo insieme davvero le forze migliori, anche perché poi insomma non si tratta di Louisiana, Arkansas e California, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Veneto, in particolare Campo San Piero, Trento e Ferrara, si trovano veramente a pochissimi chilometri di distanza, quindi anche una logica, forse noi siamo troppo campanilisti, ecco, siamo rimasti un po', che è bellissimo nell'enogastronomia, nella cucina, nei viaggi e nel divertimento, nell'andare a cercare i borghi antichi, ma forse non è molto conveniente in certe gestioni medico-sanitarie. Detto questo, volevo dare lo spartiacque perché io con la ROP ho a che fare pochissimo, però mi invitarono, e Chistodini mi invitò a parlare non di ROP, ma di come noi della Rete Europea Malattie Rare ci eravamo organizzati in un network che si chiama RI, al quale io volentieri farei partecipare anche gli esperti di ROP, dico la verità, perché comunque rimane fortunatamente una malattia rara, ci sono tanti prematuri, ma la ROP rimane una malattia piuttosto rara. E quindi a tutti gli effetti si entrerebbe comunque in un campo diverso dalle rettodistrofie della retina, ma comunque ugualmente importante, e forse anche in quello che è lo statuto di Retina Veneto dovrebbe esserci retinite pigmentosa, degenerazione maculare, perché quella c'è sempre, perché purtroppo la popolazione generale invecchia, e poi anche ROP, retinite, retinopatia del prematuro, perché effettivamente poche associazioni si focalizzano su questo problema. E questo ovviamente, se i malati di ROP non sono fortunatamente così tanti, vorrà dire che bisogna che trovino anche loro l'associazionismo come punto di riferimento fondamentale. 1500 iscritti, dicevi Antonio? Sì, il 2019. Noi siamo bravi, però questa è la meno rara delle malattie rare. Quindi è chiaro che abbiamo una forza numerica che altre patologie rare non hanno. Che poi Antonio sia bravissimo, che il centro lavori bene, che l'Europa ci abbia insegnato a lavorare bene in rete e con le associazioni, anzi quasi lo pretende, non è che ci ha insegnato, lo pretende che sia così, e noi cerchiamo di eseguire. Alle regole europee a volte ci danno fastidio, cerchiamo però di non infrangere, no? Quando i consigli sono giusti, quando cominciano a dire che quanto deve essere lunga una sogliola per pescarla, comincia a diventare complesso. Ma quando danno consigli sensati, penso che l'esperienza europea sia fondamentale per l'Italia per aggregarsi il meglio possibile in Europa e tra di noi. Quindi volevo solo dire che adesso io ho cercato di organizzare la scaletta facendo parlare prima di tutto la persona che probabilmente rappresenta il futuro anche per la retinite pigmentosa, che è il professor Salviati. Leonardo è un amico, io lo conosco da relativamente poco, ma mi sono trovato con un feeling eccezionale, dell'Università di Padova, quindi come diceva il dottor Martello, l'Università di Ferrara e Padova è giusto che dialoghino, ci mancherebbe, per il bene dei pazienti. Il professor Di Iorio, che l'anno scorso era presente, è diciamo il braccio armato del professor Salviati, e io ringrazio Enzo sempre comunque, ringraziando anche l'intervento di Diego Ponzin, che è stato per tanti anni, è stata la persona che mi ha fatto conoscere Enzo Di Iorio. Quindi in questo trade union, che include anche la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, perché prima o poi ci si occuperà di retina anche in fondazione, spero davvero che questa cosa potrà avvenire presto. Ieri il professor Cusina, il mio ordinario all'Università di Ferrara, diceva come la Fondazione Banca degli Occhi forse si nasconde un po' troppo, ma si tratta della più grande realtà di banca delle cornee d'Europa, quindi insomma si tratta veramente di un'eccellenza che forse noi italiani abbiamo sempre la tendenza a dire le cose che non vanno, non quelle che vanno. Noi insieme agli Stati Uniti e allo Sri Lanka, ho imparato, siamo gli unici esportatori di cornee, cioè la Germania li importa, le cornee appunto da cadavere, tutti i lenticoli eccetera eccetera, l'Italia li esporta come Stati Uniti e Sri Lanka. Sri Lanka per motivi che possiamo immaginare anche quasi un po' religiosi, della donazione eccetera. L'Italia e gli Stati Uniti per una grande capacità organizzativa, e penso che Diego Ponzin rappresenti questa capacità organizzativa al 100%. Detto questo, lo spartiacque volevo metterlo così.
giustamente diceva Stefano, la ROP è la malattia del bambino più frequentemente presente, che porta a cecità, ipocrisia e cecità, ma diceva perché è curabile. Io vorrei che presto fossero curabili anche le altre malattie dei bambini, che sono le eredodistrofie giovanili a esordio precoce, grazie alla terapia genica. Una è curabile in questo momento e si tratta dell'amaurosi congenita di Leber e da early onset retinitis pigmentosa, cioè retinite pigmentosa all'esordio precoce 5. Questo è rappresenta circa 200 pazienti in Italia, non di più, è una nicchia della genetica, però spero che con la diagnosi molecolare, le terapie geniche di ultima generazione, che si stanno affacciando velocemente, anche le eredodistrofie potranno diventare la prima malattia curabile del bambino, superando in questo caso la ROP, perché ce ne sono tante. Però io adesso vorrei far parlare subito Leonardo Salviati, poi farei parlare magari Enzo Di Iorio, e dopo, o forse, come preferite voi, Leonardo, genetista, Enzo ti puoi trattenere un po' di più? Allora forse Giuseppe, così cambiamo un po', parliamo di intelligenza artificiale. Dopo... La scaletta io l'avevo fatta, Francesco. Vabbè, dai, sai che noi la rivoluzioniamo, dai, lasciamo la rivoluzione. Okay. Ma anche perché però, Leonardo deve andare via. Ti sei dimenticato una cosa, che quale? Il dottor Diego Ponzini e il dottor Enzo Di Iorio dove fate conoscere io. Certo, sì, è vero. No. E questo è grave che ti sei dimenticato. No, ti dico la verità. Non te l'ho mai confessato. Ti metti in castigo. Diego l'avevo conosciuto ad Udine, sì, ad un wet lab del professor Francesco Bandello, che io ho seguito in specializzazione tanto tempo a Ferrara, è stato il mio maestro di retina per 4 anni, io sono stato con lui, i primi 2 anni solo lezioni, poi lezione anche assistenziale, e quando andò a Udine a fare il direttore di clinica universitaria ad Udine, appunto da noi a Ferrara era associato, io fui invitato da Bandello a questo web club e conobbi Diego Ponzini, quindi non te l'avevo mai confessato, ma lo conoscevo già prima. Okay. Però a me non me l'hai fatto conoscere, mentre io l'ho fatto conoscere per lui. Vabbè, ma io non sapevo che tu sai che tu sei in punizione. Sono in punizione. Adesso lascio la parola a Leonardo. Esatto, grazie. Che vorrei davvero ringraziare tantissimo, un lavoro eccezionale quello che sta facendo lui e Enzo con i nostri pazienti. Bene, professor Leonardo. Volevo ringraziare Antonio Ongaro di avermi invitato, mi aveva invitato anche l'anno scorso, ma non sono potuto venire perché credo che non mi ricordo dove eravamo e eravamo via da qualche parte, per cui proprio non riuscivo in nessun modo, pena il divorzio, a venire oggi. Invece per fortuna mio figlio a scuola, mia moglie è reperibile, quindi la mia presenza non ha causato problemi familiari. Io non posso che elogiare l'esempio di Retina come associazione. Noi genetisti siamo coinvolti fatalmente con tantissime associazioni diverse, perché ci occupiamo di tantissime malattie genetiche, ma devo dire che il modo di lavorare come questa associazione ha una presenza forte sia sul territorio che per i pazienti, sì, non ne ho viste tante, anzi credo che sia un esempio unico da questo punto di vista. Io non voglio tediarvi perché non voglio farvi la lezione di genetica, volevo solo raccontarvi 2 cose su come perché abbiamo iniziato a occuparci di questo tipo di patologia. La retinite pigmentosa, come si diceva prima con Francesco, dal punto di vista genetico è una malattia tremenda da studiare. Perché? Perché è proprio l'esempio di come quadri clinici sostanzialmente simili possano avere un enorme numero di cause genetiche diverse. In realtà il numero esatto di geni che possono causare retinite pigmentosa o patologie simili non si conosce neanche, sono tra i 200 e i 400 probabilmente, un numero che è qui in mezzo.
Per cui una volta bisognava iniziare a studiare il gene 1, poi il gene 2, poi il gene 3, poi il gene 4, ma di fatto non era possibile studiare tutti i 200 geni. La rivoluzione dal punto di vista della diagnostica è avvenuta circa 7-8 anni fa, quando sono state messe sul mercato delle nuove macchine in grado di sequenziare il DNA, che usano delle tecnologie radicalmente diverse rispetto a quelle che venivano usate anche quando hanno fatto il progetto Genoma per sequenziare per la prima volta il genoma umano. E queste tecnologie hanno permesso di studiare tanti geni simultaneamente, quindi io non studio più il gene 1, il gene 2, il gene 3, il gene 4, il gene 5, ma ne studiamo 280 in un colpo solo. Questo, ma costerà un sacco di soldi? No, un'analisi cash costa meno di 100 euro dal punto di vista proprio dei reagenti. La macchina costa, ma se mettiamo anche l'ammortamento della macchina andiamo a 150 euro. Quindi non è che stiamo parlando di cifre, stiamo parlando di cifre molto, molto ridotte. Non solo, è possibile studiare tantissimi pazienti contemporaneamente. Diventa critico a questo punto il fattore umano, ovvero sia la persona, in questo caso è il professor Di Iorio, che dopo deve andare a interpretare quello che la macchina butta fuori. E appunto nel nostro centro è il professor Di Iorio, qualcosina quando non c'è Enzo lo fa la professoressa Trevisan, perché cerchiamo di non essere mai, cioè nessuno deve essere insostituibile, perché se uno si prende l'influenza il sistema non può fermarsi. Anch'io qualcosina, se sono delle emergenze, cerco di dare una mano anch'io nell'analisi. E per cui siamo riusciti negli ultimi 2 anni a implementare questa diagnostica nuova, quindi noi riusciamo a garantire a tutti i pazienti, non dico che riusciamo a trovare la mutazione in tutti i pazienti, ma credo che siamo, Enzo correggimi, più del 50% come diagnosi. Poi dopo dipende molto anche come i clinici ci selezionano i pazienti, questo è fondamentale. E l'altra cosa fondamentale che abbiamo imparato non solo nel caso delle retinite pigmentose, ma delle patologie genetiche in genere, la cosa fondamentale è che ci deve essere uno stretto rapporto tra il clinico che vede i pazienti e il laboratorista che dopo analizza i dati. Senza questa collaborazione stretta non si va da nessuna parte, perché molto spesso è il clinico che mi dice guarda bene questa forma qua, no, questo qua non ci sta questo dato qua si potrebbe essere, ma non ci sta con quello che ha il paziente. E questa collaborazione è fondamentale per poi avere un risultato che sia utile per il paziente. E devo dire che con Francesco siamo finalmente riusciti a realizzare questa cosa, perché per vari motivi negli anni scorsi si era cercato di partire, ma tutte soluzioni che non erano andate bene. Invece così stiamo finalmente è cambiato qualcosa. Prima di fatto bisognava andare a Firenze per fare diagnosi, adesso sono diagnosi che facciamo tranquillamente, forse anche meglio rispetto a quello che fanno a Firenze adesso. Attualmente sì. Ecco, perché è importante la diagnosi? Beh, avere una diagnosi molecolare significa dare un nome e un cognome preciso alla malattia. Quindi, e questo ha 3 valenze. Quello che accennava prima Francesco, la possibilità per alcune forme specifiche di avere una cura. Quindi la terapia genica dipende da quale gene è il responsabile della patologia, per cui il requisito essenziale per poter candidare un paziente alla terapia genica è di aver individuato il gene responsabile della malattia.
Adesso ci sono uno o due, no, poi dopo in realtà ci sono più protocolli ancora sperimentali, ma è verosimile che nei prossimi anni il numero di queste terapie aumenterà esponenzialmente. Quindi è fondamentale avere una diagnosi. L'altra questione è che la diagnosi precisa permette il consiglio genetico, la consulenza, quindi permette di poter di capire qual è il rischio per un paziente di avere dei figli affetti oppure per i suoi familiari affetti. Noi siamo in grado anche di fare la diagnosi prenatale di queste forme, quindi possiamo dire se il feto è affetto o meno, e credo che entro l'anno prossimo, perché stiamo lavorandoci, saremo anche in grado di fare la diagnosi preimpianto, cioè di poter dire se un embrione reca la mutazione o meno, e quindi il ginecologo che si occupa di procreazione medicamente assistita può impiantare solo gli embrioni che non hanno la malattia. Questo è il futuro. Le sfide nostre sono in questo momento quello di essere più veloci. Il nostro problema in questo momento è i tempi, perché noi non abbiamo solo i pazienti con la retinitis pigmentosa, ma molte altre patologie genetiche stanno avendo delle terapie e tutti vogliono avere la diagnosi rapidamente. Quindi, e poi c'è il Covid. E poi c'è il Covid, sì. Noi siamo stati fermi perché non ci arrivavano le punte di plastica, cioè una roba che costa 2 centesimi, neanche meno. Eravamo senza puntare perché abbiamo perso 3 settimane, siamo stati fermi, perché appunto non arrivavano, perché erano tutti a fare nei laboratori. Quindi infettati, tutti i puntali erano pieni di Covid. Ma è una sciocchezza, per dire quanto il nostro sistema sia vulnerabile, perché dopo noi siamo un piccolo laboratorio rispetto ai giganti dei laboratori dell'azienda ospedaliera di Padova. Non c'è questo, è andato via Tiziano Martello, ma noi siamo l'ultima rispetto ai 60 tecnici che ha il professor Plebani nel laboratorio centrale. Noi siamo quanti saremo? In 8-10 e copriamo praticamente tutte le malattie genetiche note. E per cui questa è la nostra sfida, perché proprio diventerà sempre più importante essere rapidi a fare la diagnosi, perché se c'è una terapia noi dobbiamo trattare il paziente il prima possibile, perché quando abbiamo a che fare con queste forme che sono progressive e degenerative, più ritardiamo il trattamento, meno il trattamento funziona. Questo l'abbiamo imparato. Ecco, questa è la nostra esperienza. Poi noi ci occupiamo anche di una patologia retinica rarissima, che è l'atrofia girata della retina della coroide, che è una malattia metabolica con interessamento retinica. Adesso abbiamo avuto un finanziamento del Ministero per provare a vedere una forma di terapia non genica, ma più semplice della terapia genica, e vediamo, insomma, però è una patologia che in Italia ci saranno 15 pazienti, se è tanto, perché è che è un modello per cui, se riusciamo a farlo funzionare con questo modello, poi questo può essere applicato ad altre realtà. Io non voglio tediarvi ulteriormente. Vi ringrazio di avermi invitato oggi e spero che questo diventi un appuntamento anche per gli anni prossimi, perché credo che se riusciamo a fare funzionare questa collaborazione, veramente ne beneficiamo tutti. Quindi quest'anno con la moglie a pranzo. Che cosa simpatico. Ecco. Te me lui sempre pensiero. Hai visto? Ti leggo negli occhi. Io ho sempre amato le occasioni conviviali, per cui non... Garantisco io, professor Segretti, che nel proseguo, diciamo, la cooperazione sarà sempre più attiva e, come so dire, sarà il nostro ospite sempre più avvito, ben volentieri. E
come so dire, ci vediamo presto. Ma certamente. No, voglio dire, noi abbiamo bisogno delle associazioni, perché le associazioni possono fare pressione a livello della politica per capire quali sono anche le nostre problematiche, i problemi della nostra realtà, senza andare a chiedere favori o così, ma semplicemente anche il fatto di porre pressione in senso buono, è per noi un enorme aiuto. Guardi, per quanto riguarda le questioni politiche, può essere che aver visto, ascoltato anche oggi chi c'era qua presente, perché insomma sono mancati delle altre persone che sono molto amiche nostre, ci vogliono molto molto bene, perché insomma vado tranquillo, professore Salvetti, che sono al nostro fianco così per quanto riguarda quello che può essere una forzatura per avere dei finanziamenti e quant'altro. Insomma. Quindi la visibilità c'è, per così, quindi noi siamo sempre pronti per così, a collaborare come associazione per il bene dei nostri associati, eccetera, eccetera. Grazie. Dovessi prima parlare oggi? No, io purtroppo devo andare a preparare mio figlio, che perché mia moglie è reperibile e non vuole fare la pediatra. Benissimo. Do la parola adesso al professor Enzo Diori. Volevo dire nel frattempo che si sta posizionando il professor Enzo Diorio che fuori nella hall c'è il signor Paolo Carraro che ha delle strumentazioni, ci sono delle novità per quanto riguarda i nostri ausili pirotecnici. Se qualcuno nel frattempo vuole andare a fare delle domande, ben volentieri, perché così è fuori là a disposizione, come sempre, il nostro Paolo Carraro. Grazie. Ecco a te. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Cerco di aprire un attimo la presentazione. Sì. Eccola. Ok, allora, grazie ovviamente Antonio dell'invito. Da tanti anni ormai, credo il primo del 2007-2008, ed è sempre per me una bella opportunità. Quest'anno in maniera diversa, sono ormai è circa un anno che lavoro appunto sotto la direzione del professor Leonardo Salviati, quindi a genetica. Mi sono sempre occupato di genetica anche lavorando in Fondazione Banca degli Occhi del Veneto come ricerca. Quest'anno invece ho un'etichetta nuova perché è la mia attività assistenziale. Quindi faccio qualcosa per i pazienti di cui ho nutrito da sempre passione e questo è veramente una cosa particolare per me e di cui posso soltanto che esserne contento. Cosa è successo? No, perché volevo farti modalità presentazione, ma ho paura a spingere tasti sbagliati che faccio sempre degli anni. Signor Franzo, dov'è? Sono qui Antonio. Abbiamo parlato quindi, il professore ha anticipato la difficoltà che c'è per la diagnosi genetica delle distrofie della retina. Sono numerose, si parla di eterogeneità clinica, ma soprattutto di una complessità forse che ha il primato la retina, in quanto il numero di geni coinvolti si parla ovviamente di centinaia. E 180 geni, questa diapositiva che adesso dovrebbe apparire, era stata aggiornata circa un anno fa. Noi oggi abbiamo, appunto con il professor Salviati, abbiamo un pannello di geni, questo che stiamo utilizzando proprio in questi giorni, è di circa 284 geni. Quindi questo significa che per ogni paziente che noi analizziamo abbiamo l'opportunità di leggere, di sequenziare ben 284 geni. Sono davvero tanti. Infatti vedremo, per andare avanti qui. Sì, basta un clic sinistro, esatto. Ok, quindi eterogeneità genetica, ma molte sono diciamo autosomiche recessive, altre dominanti, poi abbiamo le X-linked, le sporadiche, le mitocondriali e anche addirittura ne stiamo trovando anche molte di geniche.
E quindi da un punto di vista genetico c'è tutto quello che tecnicamente un genetista ci si può aspettare. Da un punto di vista clinico ha anche altrettanta complessità. La retinite pigmentosa, ma è una di queste, la Leber amaurosi, ce n'è la Stargardt, poi ci sono quelle sindromiche, la Usher, quindi il know-how clinico è importante per il genetista, perché avere già, quando sta analizzando il DNA di quel paziente, avere già una informazione clinica, sapere se è sordo e cieco, sapere se ha una particolare distrofia solo dei coni o quant'altro, questo è importante. Quindi il discorso che è stato fatto anche prima di poter parlarsi, di poter interfacciarsi direttamente con il clinico. Questi, vedete, sono tutti i geni, sono i nomi dei geni che noi andiamo ad analizzare, ordinati in ordine alfabetico, ABCA4 il primo fino a ZNF153 è l'ultimo. Sono pannelli disegnati proprio dal nostro team, decidiamo noi quali andare ad analizzare, quindi possiamo toglierli, possiamo aggiungerli, possiamo diminuire sulla base poi delle elaborazioni anche statistiche che poi andremo a fare. E vedete, in questa mi sono permesso di mostrare, ovviamente in forma anonima, sono i dati fatti da febbraio di quest'anno, sono circa 50, trovate praticamente un numero identificativo e poi ho messo esattamente i nomi delle mutazioni patogenetiche. Vedete, il primo caso è un caso in cui il paziente ha una mutazione, tra l'altro nota, quindi una mutazione che in letteratura già si sa che è patogenetica ed è una X-linked e quindi in una condizione di emizigosità. Questo per noi, quando troviamo un caso così, è un caso chiuso, è un caso risolto e quindi è il massimo, diciamo, dell'outcome di successo che possiamo avere. Lo è anche comunque quando troviamo delle mutazioni, tra virgolette, conclamate, sicure, importanti, però magari non ancora descritte in letteratura. E questo magari per noi che amiamo anche la ricerca ci permette, ci apre anche un margine, diciamo, di una futura pubblicazione, magari raccogliendo anche dati insieme ad altri pazienti e quant'altro. Io ovviamente non mi metto a vedere paziente per paziente, comunque questi sono tutti, diciamo, sono circa 50 referti che sono stati digitalmente firmati, approvati dalla direzione e che quindi abbiamo prodotto. Alcuni proprio questa settimana alcuni l'ho visti qualche giorno fa e sono in firma. Per vedere un po' insieme un po' di statistica, preciso, questa è una presentazione che ho fatto per voi, per questo incontro, quindi non è un'elaborazione scientifica, non è un lavoro scientifico, ho semplicemente raccolto, ho parlato con il direttore, con il professor Serviati, ho raccolto semplicemente i dati che abbiamo fatto insieme quest'anno e ho tirato fuori un po' di grafici, un po' di numeri per vedere un attimino ed è stato comunque utile. Vedete, abbiamo detto che sono 200... Si è bloccato. Vabbè, vado, non so perché non va più avanti né indietro. Comunque non c'è il... Avanza. Si è piantato. No, è il Sta computer, girando. sta girando. Eccolo Eccolo qua, dai. Ok, perfetto. No, si è piantato tutto. Aspetta, sta fermo. Ah no, è aperto. Si vede? Sì, ok, allora non tocco più. Si vede male, però... Aspetta, vediamo se riesci a metterlo così. Visualizza. Apriamo il tastino per la modalità di presentazione. Quello di fianco. Dopo la rete di ingrandimento. Visualizza, normale, no, diapositiva schema, no, vedi. No. Mi potete chiamare se no Franzo per piacere? Oh, presentazione.
Si vede? Sì. Sì, Ma- non benissimo, però si vede. Ok, adesso sì, perfetto. Grazie. Allora, vedete, ovviamente di tutti questi geni, molti, qui sono le percentuali, diciamo, del numero di mutazioni che noi abbiamo trovato. E, eccole qua. Abbiamo praticamente analizzato quindi 284 geni, ben 47 di questi in 47 di questi abbiamo trovato qualcosa, abbiamo trovato delle varianti patogenetiche, quindi verosimilmente delle mutazioni. In altri però 237 geni, almeno per questa popolazione, per questa piccola fetta di pazienti che abbiamo analizzato, circa una cinquantina, non abbiamo ancora, diciamo, sono risultati negativi a queste indagini. Ora, chiaro che abbiamo ovviamente inserito un numero cospicuo di geni, perché spesso capita che un paziente può avere una rara mutazione in un gene, e quindi avere praticamente una copertura, avere un pannello ampio ci consente ovviamente di poter aumentare le probabilità, le chance di poter dare poi un risultato di successo, che per noi il risultato di successo è quello di trovare la mutazione responsabile, diciamo, della patologia. Avevo qualche numero, ma con questa non riesce a farmi, perché non va né col click né con... È uscita la presentazione allora. Ma effettivamente non si vedono neanche i numeri. Forse è meglio riuscire... Non mi sparisce più. Questa la vede bene, poi ci sono... No, era uscita la presentazione, per quello che non... inizia presentazione, inizia la diapositiva. Ok. Era uscita la presentazione, per quello non... Per fare qui e clic avanti. Clic a sinistra, basta il clic sinistra al centro. Ok, allora, se questi vuole con sono... le frecce può anche tornare indietro. Allora, questi sono esattamente i geni in cui abbiamo trovato praticamente più mutazioni, quindi in particolar modo l'USH2A, ABCA4, GRMS6. Qui ci sono le percentuali del numero di mutazioni trovate in ciascun gene. Quali mutazioni abbiamo trovato? Sono rappresentate qui, vedete, molte sono mutazioni in missenso, quindi cambi di amminoacidi, cambi amminoacidico. Abbiamo trovato anche degli stop gain, delle mutazioni di splicing, delle delezioni in frame. Non entriamo comunque nei dettagli, ovviamente, in questa seduta. Molte mutazioni sono note, quindi sono già state scoperte dai ricercatori, sono circa 42-41%, alcune 56% invece sono delle nuove varianti, quindi delle varianti di cui, diciamo, ancora non ci sono ritrovamenti scientifici. Questa l'abbiamo vista prima, e quindi praticamente è possibile ancora, non abbiamo fatto l'analisi della segregazione familiare, abbiamo analizzato soltanto i probandi, quindi l'individuo che praticamente c'era stato segnalato appunto dalla maggior parte sono del gruppo di Pizzolini, quindi dal professor Parmigiani, quindi è possibile poi sulla base del ritrovamento genetico capire la modalità di trasmissione della patologia. Se è una X-linked, ovviamente troviamo un gene difettoso che mappa sul cromosoma X, oppure se si tratta di una malattia a trasmissione omozigota recessiva, quindi con delle mutazioni in omozigosi, oppure eterozigosità composta, qualora troviamo due distinte mutazioni diverse in transiti in due alleli dello stesso gene, oppure la digenica, che abbiamo praticamente circa 28% di casi che avrebbero questa modalità di trasmissione, cioè significa avere mutazioni recessive separate ma in due geni diversi, che è effettivamente una nuova modalità di trasmissione non mendeliana, se così vogliamo, ma altrettanto intrigante e, capite bene, complessa da ovviamente andare a analizzare. Questa tecnologia, che è NGS, Next Generation Sequencing, permette appunto di poter fare di poter avere un test così complesso, ormai un test di routine diagnostico, e poter estendere le indagini.
Questo ormai quindi non è più ricerca, è un servizio, abbiamo già detto prima, e ovviamente ci sono sempre l'interesse da parte nostra di poter poi andare a fare ulteriori anche studi di ricerca per poter dimostrare magari la funzione patogenetica di qualche nuova mutazione e quant'altro. Va bene, io non mi dilungherei di più, e se avete poi domande sapete che ci siamo qua. Grazie per tutto. Bene. Grazie professore. Parla voce. No, non va questa giornata. E la tiri bisogna che mi cambi dato un girato nuovo. Detto questo, grazie al professor professor Diorio. Ora do la parola al dottor Giuseppe Jurman. Buongiorno a tutti, prima di tutto molte grazie per questo invito che mi è arrivato con molto piacere. Io ho conosciuto l'associazione l'anno scorso su invito appunto di Francesco Parmigiani, con cui collaboriamo, e ho scoperto una realtà veramente spettacolare da questo punto di vista, e quando mi è stato rinnovato l'invito sono stato contentissimo di accettarlo e tornare qua. Tornare qua anche perché io l'anno scorso, per chi non c'era l'anno scorso non mi era conosciuto, sono Giuseppe Jurman, sono il responsabile dell'unità di ricerca di scienza dei dati per la medicina alla Fondazione Bruno Kessler di Trento, e l'anno scorso ero venuto a raccontarvi quanto bella fosse l'intelligenza artificiale e che grandi successi stia dando in tutti i campi delle attività umane, e in particolare anche della salute. Ma mi era rimasto, diciamo, avevo in debito con voi di mostrarvi un aspetto di questa applicazione dell'intelligenza artificiale che secondo me è di interesse per una comunità di pazienti, come un'associazione di pazienti come la vostra, per chiarire alcuni punti che magari sono meno toccati dal punto di vista della comunicazione, ma che è importante che si debbano sapere, secondo me, in questo momento in cui si parla così tanto di intelligenza artificiale in tutti i campi. E la parte che, diciamo, mi era rimasta un po' in sospeso era cosa volesse dire l'applicazione alla pratica clinica dei successi dell'intelligenza artificiale. Allora, abbiamo imparato, e vi avevo mostrato appunto un po' di esempi l'anno scorso di come l'intelligenza artificiale stia proponendo un nuovo paradigma nell'analisi dei dati e un modello vincente di costruzione di modelli predittivi per parecchie attività umane, in particolare per tutte le attività legate alla produzione di dati. Tra questi, ovviamente, la salute è una delle principali, di quelle più, diciamo, più calde, fra virgolette, in questo momento. Quindi abbiamo negli ultimi 10 anni accumulato, dal punto di vista della letteratura, una quantità di notevoli risultati sia dal punto di vista diagnostico che prognostico, che, diciamo, sono riusciti ad arrivare al grande pubblico perché dal punto di vista comunicativo è stata fatta molta pubblicità a questo nuovo tipo di approcci. E anche l'oftalmologia diciamo, ha avuto dei benefici non banali, soprattutto per patologie quali appunto la retinopatia diabetica, il glaucomi, degenerazioni oculari, e anche siccome il campo è assolutamente in fermento, è assolutamente in fortissima espansione, nuovi tipi di patologie vengono attaccate tutti i giorni da questi nuovi tipi di modellistica. Ma quello che rimane in fondo è, ma la pratica clinica, qual è il punto cioè come questo si traduce in veri effetti pratici per il paziente, quello che negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone, viene chiamato il problema del from bench to bedside.
Allora, sappiamo che per un farmaco classico, no, possono passare anche decine di anni prima che dalla ricerca si passi alla pratica clinica, ad avere un prodotto a disposizione della clinica. Cosa è successo invece nel caso dell'intelligenza artificiale? Nel caso dell'intelligenza artificiale, e qui parlerò essenzialmente del caso statunitense perché l'agenzia preposta a fare questa, diciamo, a certificare questa potenziale traslazione dalla ricerca del laboratorio a quella clinica è l'FDA, la Food and Drug Administration, che è questo grossissimo ente che si occupa di certificare, validare e dare le linee guida per questo tipo di attività. Non ci ha pensato molto, diciamo che se l'intelligenza artificiale ha iniziato ad avere degli effetti dal punto di vista anche di strumenti che adesso vengono definiti intelligenza artificiale, ma che fino agli anni 2000 erano definiti come, diciamo, modelli di apprendimento automatico, e quindi sono nati, diciamo, parliamo degli primi anni 2000, non ci ha pensato molto a sviluppare subito delle linee guida, perché anche gli algoritmi venissero trattati alla stregua di farmaci. Infatti c'è questo documento, questo libro bianco, che è probabilmente il documento più importante che l'FDA ha prodotto negli ultimi anni, che è un regulatory framework, una sorta di legislazione per l'applicazione di quelli che si chiamano i SAND, quindi di trattare il software, quindi i programmi e prodotti dal punto di vista proprio del codice, quindi del linguaggio di programmazione che è stato usato, del codice vero e proprio con cui questi algoritmi sono scritti, che possono essere trattati esattamente alla stregua di un medical device. Okay? Come io vi posso dare un farmaco, vi posso prescrivere l'uso di un algoritmo. Okay? Quindi, diciamo, trattare il software alla stregua di un vero e proprio prodotto clinico. Quindi ha portato avanti, diciamo, a partire dal 2007 questo tipo di linee guida, perché questi strumenti che partivano da laboratori informatici, laboratori appunto di data science, potessero essere trasformati e implementati come strumenti clinici a disposizione dei medici. Questo ha fatto sì che negli ultimi 10 anni ci sia stato una cascata di algoritmi che sono stati riconosciuti essere validi per l'uso nella pratica clinica, che venivano pian piano validati anno per anno. Adesso siamo arrivati oramai a circa 300 algoritmi che sono stati validati, di cui circa 25 nell'ambito dell'oftalmologia, che sono stati trattati considerati esattamente alla stregua di farmaci. Quindi sono algoritmi che possono essere usati nella pratica clinica e raccomandati dall'FDA perché soddisfavano i loro criteri di sicurezza, tutti i loro criteri di regolazione. È tutto oro quel che luccica? Ma vediamo. Allora, adesso, diciamo, con questo questo è uno snapshot del database sempre aggiornato che vi mostra gli algoritmi man mano che vengono riconosciuti, e per esempio l'ultimo, come potete, non si leggono i numeri, ma vi dico io, insomma, si parla di giugno 2021, gennaio 2021, quindi, diciamo, questa macchina è perennemente in moto in qualche modo. Un caso particolare di particolare interesse per questa comunità è IDX-ADR, okay? Che è questo strumento per la diagnosi della retinopatia diabetica, che è stato il primo algoritmo, al di là della macchina, perché la macchina è una cosa, l'algoritmo che c'è dentro è un altro. Quello che è stato validato è l'algoritmo, ed è stato il primo algoritmo ad essere validato che contenesse all'interno della sua descrizione e definizione la parola intelligenza artificiale. Okay? Quindi, tra tutti gli algoritmi che sono stati usati in medicina, questo è stato il primo ad essere riconosciuto e il primo a passare dalla fase di ricerca in laboratorio a quella clinica.
Qual è stata la timeline? La timeline, anche qua è un po' piccolo, ma se non lo vedete, fidatevi, diciamo, si parte dal 2013, quando il primo prototipo funzionante di algoritmo è stato creato da questa startup, al, diciamo, 2018, quindi 5 anni ci sono voluti, perché venisse timbrato dall'FDA come valido per il suo uso, e adesso è diffuso in svariati laboratori negli Stati Uniti, quindi è uno strumento che è tuttora in uso per parecchi tipi di patologie legate alla retinopatia diabetica, ed è tuttora in uso in parecchie università e centri clinici degli Stati Uniti. Ma, come dicevo prima, non è tutto oro quello che luccica. Sono stati fatti recentemente degli studi retrospettivi sull'uso di questo Elixir, e quello che è stato successo è che è stato visto che non sempre l'accuratezza di questo algoritmo è quella che i loro produttori hanno certificato, hanno fatto certificare dall'FDA. Quindi, diciamo, c'è una variabilità che, sebbene non infici la validità, diciamo, dell'algoritmo, però ne diminuisce un po' tutto questo hype di grandissimo successo con cui veniva venduto all'inizio. E questo non è un caso isolato. Non è un caso isolato, perché quello che è successo, e è una cosa che oramai si sta diffondendo, si sta vedendo negli ultimi anni, è che i risultati di questi algoritmi, quando messi in un setup clinico, sono solitamente meno buoni di quelli che vengono, tra virgolette, venduti quando vengono, diciamo, quando vengono pubblicizzati rispetto ai risultati raggiunti in ambienti di ricerca. Uno dei grossi problemi è che questi algoritmi non sono bloccati, ma ovviamente dipendono dai tipi di dati con cui vengono trainati. Allora, quando voi chiedete a un'agenzia di certificare il vostro algoritmo, voi gli date il vostro algoritmo e gli mostrate ovviamente anche i dati con cui l'avete addestrato. Ma chiaramente questi sono algoritmi che si devono adattare ai dati nuovi che verranno, sono algoritmi che cambiano nel tempo. E questo tipo di cambio del tempo fa sì che questi algoritmi devono confrontarsi con dati completamente nuovi, su cui non sono stati validati e quindi che in generale aumentano la loro variabilità e ne diminuiscono, in alcuni casi di abbastanza, in alcuni casi di poco, per fortunatamente, la loro validità. Inoltre c'è un altro problema che è quello che parecchi dei primi sistemi di AI vengono definiti essere delle black box, ok? Perché? Perché questi algoritmi funzionavano benissimo e funzionano tuttora benissimo nel fare il loro lavoro di distinguere, per esempio, a partire da dei test diagnostici, se un paziente sia affetto o meno da una malattia. Ma non è facile, soprattutto per il clinico, il capire perché funzionano. Ovvero, supponete che gli input siano delle immagini diagnostiche di qualche tipo. Il vostro algoritmo riconosce benissimo se da queste immagini il paziente ha una certa malattia o a che grado, a che stadio ha questa malattia. Ma non è facile capire, o almeno non era facile capire fino a qualche anno fa, perché da quelle immagini si poteva capire questo outcome. Okay? Qual era la particolarità di un'immagine di un paziente diciamo, con un basso grado di malattia rispetto a uno ad alto grado di malattia? Questo non veniva colto neanche probabilmente dal radiologo che lo guardava, okay? Perché uno dei vantaggi che dava, una delle, diciamo, delle milestone, uno dei confronti che vengono sempre fatti con questi algoritmi è verificare che vadano almeno bene, ma di solito andavano molto meglio di quello che poteva fare un pool di radiologi quando messi a confronto con le stesse immagini. Adesso la situazione è un po' migliorata, nel senso che ci sono tutto un filone di
ricerca che si chiama Explainable AI, ovvero mettere l'interpretabilità al servizio della modellistica. Okay? Io stesso ho iniziato da un paio di giorni con i nuovi dottorandi a fare questo tipo di analisi, a costruire dei modelli per questo tipo di cose, non per la parte di oftalmologia, ma per altre patologie, perché diciamo, quando tu parli con un clinico è essenziale che si possa dare una base per spiegare qual è il meccanismo che fa funzionare l'algoritmo. Qui ho messo un titolo, dico che va bene, è una corsa ostacoli, e questo è riconosciuto da parecchi studi pubblicati recentemente, sia su Nature che su Nature Medicine, ma diciamo, si sta iniziando a vedere un happy end, okay? Ovvero si sta prendendo anche dal punto di vista dell'FDA consapevolezza che le linee guida che erano state fatte 5-10 anni fa sono già obsolete e vanno già migliorate e rese più adatte per prevenire tipi di, fra virgolette, inconvenienti come quelli che ho descritto prima per l'IDXR o per altri algoritmi simili. Okay? Quindi diciamo, come si dice qua, encourage prospective studies with comparison standard care, dovrebbero, quindi studi fatti con standard molto più evoluti e più attenti, dovrebbero riuscire a ridurre il rischio di quello che è diciamo, dare una sovrastima della bontà di questi algoritmi. In particolare, una delle cose che mi piace sempre far notare da questo punto di vista è una cosa che è stata citata dall'MIT Technology Review da poco, che nell'ultimo anno siamo stati invasi dal punto di vista delle che nel laboratorio riuscivano a identificare benissimo, distinguere benissimo un paziente con qualche complicanza legata al Covid da un paziente sano o predire quanto fosse la sua probabilità di dover finire in una rianimazione. Allora, di questi algoritmi, ce ne sono circa 250, sono stati pubblicati. A un'analisi dal punto di vista della validazione della certificazione clinica, nessuno è al momento in grado di essere portato in pratica clinica. Per quanto vi dicano, nessuno di questi strumenti è ancora buono abbastanza per essere portato in pratica clinica. Questo perché chiaramente all'inizio nella parte di laboratoriale si è puntato subito al risultato senza pensare a dover preoccuparsi della parte di certificazione, che sarà sicuramente fatta più avanti probabilmente, però insomma, nel rush, nella corsa verso la pubblicazione, che è quella a cui purtroppo molti laboratori, soprattutto negli Stati Uniti, devono soddisfare per poter continuare a avere fondi, si è un po' penalizzata la parte di regolazione e di validazione pro certificazione. Le buone speranze, e con questo concludo, vengono dal fatto che nel gennaio del 2021 l'FDA ha distribuito una nuova versione del suo protocollo regolamentatorio per la certificazione di questi tipi di algoritmi, basato su 5 pilastri che vedete qua, li ho citati esattamente come vengono riportati dall'FDA. Vediamo quali sono le cose importanti. Le cose importanti sono il punto 2, iniziare a riferirsi, costringere i produttori di algoritmi a riferirsi a standard riconosciuti da società che portano avanti l'intelligenza artificiale. Okay. Il punto 3, incorporare la trasparenza per gli utenti basandosi sul feedback dei pazienti. Okay. Quindi inglobare in questo percorso certificatorio anche il feedback del paziente. Questo è probabilmente essenziale perché solo l'integrazione tra paziente e clinico può dare un feedback più solido anche per un'agenzia certificatrice. E poi, per evitare i problemi come quelli che abbiamo visto prima, partire subito con quello che c'è scritto al punto 5, ovvero usare
quanti più dati reali, quanti più dati che provengano veramente da pazienti immediatamente. È chiaro che questo allungherà i tempi, quindi riporterà probabilmente gli algoritmi ad essere certificati a qualche anno di distanza da quando sono nati, ma questo non è necessariamente un male se quello che viene certificato sarà un algoritmo più solido e che potrà diminuire la sua variabilità perché ha già incontrato nella fase di certificazione una grossa quantità di dati che provengono da veri pazienti. Questa è la speranza che siamo partiti 10 anni fa da avere questa intelligenza artificiale che era bellissima, funzionava benissimo e quindi anche l'FDA ha tentato di agganciarsi a questo treno e di dare delle certificazioni immediatamente a disposizione dei clinici, anche in buona fede, perché il clinico potesse usare degli strumenti sicuramente potenti, ma si è accorti, e per fortuna si è tornati, si è fatto un piccolo passo indietro, che occorrono delle linee guida un po' più, dei binari un po' più rigidi da seguire e per fortuna diciamo ci stiamo arrivando e sicuramente gli algoritmi che vedremo certificati da qua in avanti avranno speranza di essere estremamente più robusti di quelli che sono stati fatti negli ultimi 5-10 anni. Quando diciamo questa cosa qua era in una fase nascente, diciamo, paghiamo un prezzo di una novità, che, come è successo in tanti altri campi. Grazie, scusate se mi sono dilungato. Adesso passo la parola al professor Parmigiani, che Grazie Antonio, grazie a tutti. Microfono. Mi sentisse più vicino? Va bene, va bene. Se vuoi questo è più potente. Dopo ho paura di disturbare troppo. Allora, cercherò di non parlare troppo forte, me lo dite se lo fastidio. No, davvero vi ringrazio per la presenza, ringrazio Antonio per l'organizzazione, ringrazio gli ospiti che sono venuti perché penso che ci abbiano dato, almeno a me hanno dato molte idee, spero di riuscirle ad applicare, non sono idee semplici perché credo che migliorare il nostro centro di riferimento regionale sia ovviamente possibile, ma non semplice, nel senso che il Covid in qualche modo non è che ci abbia interrotto più di tanto, perché noi siamo stati fermi poi oggettivamente solo un paio di mesi, però ha ridotto le nostre capacità di distribuire il nostro personale nei giorni lavorativi, un po' per questioni anche proprio di convenienza nell'occupazione degli spazi e un po' anche perché fortunatamente dal Covid abbiamo ricavato qualcosa di positivo, cioè la capacità maggiore di gestire i pazienti a distanza, e da questa mia esperienza che è coincisa col fatto che la collaborazione con la genetica sta avendo una veramente grande impulso, con molte mutazioni che vengono diagnosticate, confermate. Dietro questo referto che il professor Di Iorio, al quale voglio fare tanti miei complimenti perché l'anno scorso, se non sbaglio, era dottore e quindi è stato upgradato, come si dice in questo momento, esatto, dall'Università di Padova, è stato chiamato professore associato dall'Università di Padova, quindi i miei complimenti, siamo colleghi in questo momento, ma io sono più vecchio, quindi è più bravo me. Detto questo, sono vecchio. Detto questo, il lavoro, io volevo anche scusarmi pubblicamente per magari dei disservizi che si sono venuti a creare, che forse non abbiamo spiegato molto bene o che magari certi pazienti non hanno capito fino in fondo. Noi, per carità, siamo stati ufficialmente chiusi solo 2 mesi,
ma uno dei nostri ortottisti è stato impiegato quasi 6 mesi a fare tamponi Covid nel 2020. Quindi la nostra personale, che non era di 30 persone, ma di 4, è chiaro che perdere una persona su 4 diventa molto complesso. Il nostro centro penso che abbia il grande vantaggio di essere piccolo, perché è un vantaggio in certe situazioni, perché diventiamo molto agili e molto efficienti, però è ovvio che abbiamo pochi paracaduti. Speriamo che nei prossimi anni, nei prossimi mesi, si possa riorganizzare questa struttura, perché credo lo meriti, e Antonio penso che l'abbia fatto capire, perché lui fa capire molto bene, no? Come ha detto prima l'assessore, il vostro vulcanico presidente. I vulcani si capiscono molto bene, cioè è evidente a tutti, no? Un'eruzione vulcanica di che cosa si tratta. E Antonio ha il grande merito, a volte anche diventando molto pressante, non voglio dire troppo perché dopo se no si offende, è pieno di difetti, ma è anche pieno di pregi, e quindi bisogna dargli atto che senza di lui certe imprese non sarebbero state possibili, e grazie alla sua determinazione, alla sua voglia, alla sua spinta, e a volte anche proprio il suo eccesso, apparente eccesso di eruzione vulcanica, in realtà è servito proprio quello per dare la stura a tante situazioni che sembravano bloccate. Quindi credo che anche in questa forse più grande impresa, quella di fare veramente rete, e prendendo l'esempio dall'Europa, credo che, e io insomma li vedo molto spesso i nostri colleghi europei, ci sentiamo quasi una volta al mese con il gruppo della riabilitazione visiva europeo. A Dublino io non potrò andare a novembre, ma per esempio mi dispiace un po' non poter andare, parteciperò per via telematica in remoto, ma si parlerà di modelli di malattie, di modelli cellulari delle malattie, ed è ancora lo step successivo al quale noi probabilmente arriveremo con un po' di ritardo, ma neanche troppo, perché in questo momento per fare modelli cellulari di retinite pigmentosa servono le mutazioni che causano questa malattia, servono i pazienti, utilizzando spesso e volentieri delle cellule staminali che poi si correggono meno geneticamente, e per avere una proof of concept, cioè una prova definitiva che un'eventuale terapia genica possa essere importante per ridurre il rischio di progressione, addirittura annullare il rischio di progressione di quella malattia. Tutto questo è il lavoro, diciamo, che ci sta dietro a quella punta dell'iceberg che voi magari vedete e dite, però sembra che il centro lavori di meno, sembra che siano meno presenti. Probabilmente sì, in parte è vero, c'è tanto lavoro alle spalle. Il problema adesso è che quando fino a 3 anni fa non avevamo le mutazioni geniche, il nostro lavoro terminava nella clinica, nella riabilitazione del paziente. Adesso invece è un lavoro che continua anche quando il paziente non c'è. È nello studio di quei collegamenti tra la clinica, il fenotipo, e la genetica, il genotipo, che danno a volte davvero grossi grattacapi. È per questo che tutti gli anni invito il dottor Jurman, e spero che l'intelligenza artificiale ci possa dare davvero una mano ancora definitiva in questo rebus, in questi tanti rebus, perché poi noi diciamo spesso, ma è vero, ogni paziente affetto da retinite pigmentosa è un'unità a sé stante, una storia clinica a sé stante. Forse lo diciamo perché non conosciamo abbastanza. Se noi avessimo molti più dati da correlare, forse troveremo delle assonanze tra il paziente A e il paziente B. Finché non abbiamo i dati da correlare, ogni paziente resterà un'isola a sé stante, senza che però noi abbiamo comprensione in realtà fino in fondo di quello che sta succedendo nella retina di questi pazienti. Allora io ho un piccolo sogno. Forse in questo momento, grazie anche a una regione che davvero sembra
dare grande attenzione al centro, è l'ora di proporre qualcosa che già io avevo in qualche modo scritto nelle diapositive dello scorso anno, questo progetto a lungo termine, per cui di governance clinica, cioè di gestione clinica del paziente, però vorrei adesso non voglio annoiarvi con cose già dette l'anno scorso, e preferisco magari dirlo in 2 parole. Mi piacerebbe che magari dopo che ci sarà continuità in quello che stiamo facendo, perché bisogna anche dire che si è chiuso un attimo un'epoca, Antonio prima lo diceva, il 1° marzo è decaduto il dottor Scibetta come direttore generale della ULSS Euganea ed è succeduto il dottor Fortuna, è cambiato il direttore sanitario, sono cambiate tante cose, almeno sembrerebbero essere cambiate, però c'è il Covid, quindi noi purtroppo abbiamo dovuto aspettare per incontrare il direttore generale da marzo fino a giugno, perché in quei 3 mesi non si parlava altro che di vaccini. Quindi è giusto anche, insomma, le priorità importanti non sono solo le nostre, questo dobbiamo capirlo noi, dovete capirlo anche voi. Detto questo, credo che in futuro si possa lavorare davvero bene, in un'ottica anche di più sedi distaccate del centro, ma soprattutto in un'ottica di codici regionali che daranno diritto ai pazienti con malattie rare della retina a degli esami periodici del campo visivo, dell'OCT, della microperimetria, il più vicino possibile a casa, fatte nella maniera giusta. Quello che mi ha insegnato molto bene la professoressa Facchin, che abbiamo cercato di coinvolgere in questa riunione, ma è davvero molto impegnata, è che bisogna essere in grado di delegare, ma me l'avevano anche insegnato quando ho fatto il militare. Ho fatto il sottotenente medico e la prima cosa che mi hanno insegnato mi ha detto: guarda che lei come sottotenente avrà la maggior parte degli uomini di una caserma suoi sottoposti, perché sono pochi gli ufficiali, era il primo gradino di essere ufficiale, ma sono tanti sottufficiali. E allora lei, per gestire il lavoro di un'infermieria, eccetera, eccetera, dovrà delegare la sua autorità, ma non può delegare la sua responsabilità. Cioè tu rimani responsabile di chi deleghi e quindi devi delegare bene. Per delegare bene bisogna addestrare le persone a fare i campi visivi, a fare gli OCT nella maniera giusta, e quindi ci dovranno essere dei corsi di formazione, ma questo ci consentirà di monitorare il paziente anche a distanza, perché come diceva la professoressa Facchina è impossibile vedere tutti i pazienti a fare tutti gli esami che servono a questi pazienti nello stesso centro, ma diventa scomodo anche per i pazienti perché ovviamente sono lontani, quindi è meglio creare questa rete per poi dare tutti i dati a chi di dati ne sa molto più di noi, cioè al dottor Jurman. Questo consentirebbe di avere un'idea molto precisa poi del monitoraggio del paziente, quindi della progressione della malattia in base alla genetica, e magari incrociando i dati genetici e clinici capire finalmente in quale paziente è più urgente una terapia genica, in quale paziente può essere un pochino meno urgente, qual è una prognosi anche indipendente da una terapia genica che a volte non sarà scoperta nel breve, perché questo bisogna che voi lo capiate profondamente. La professoressa Simonelli lo ripete in tutte le lingue, ma Luxturna, l'unico farmaco attualmente disponibile in commercio al costo calmierato di 370.000 euro per ciascuna iniezione, è un farmaco che può essere utile solo nei pazienti affetti da amaurosi congenita di Leber o retiniti pigmentosa ad inizio precoce, causate da un gene che si chiama RPE65, uno dei geni più facili, piccoli e, passate il termine, banali, che causano la retinite pigmentosa o le eredodistrofie della retina in generale. Questo gene ha superato le fasi di studio, la prima pubblicazione molto importante fu nel 2008 e fu commercializzato per la prima volta nel 2018.
Francesca Simonelli a Napoli fu una delle artefici, insieme a ricercatori americani, di questo importante iter autorizzativo e di applicazione clinica, dal laboratorio alla pratica clinica. E ci mise 10 anni. E mi ricordo sempre che al congresso disse: ricordatevi che lì andò tutto bene, non ci fu neanche un intoppo. Tutto quello che noi avevamo previsto calzò perfettamente, ma ci abbiamo messo comunque 10 anni. È vero, era la prima, magari le seconde avranno qualche facilitazione in più in base proprio all'esperienza che si era maturata con RP65. Però sono 300, 400 i geni da trasfettare. Voi vi rendete conto di quanto tempo per creare per ciascun gene il vettore virale giusto? Cioè, probabilmente noi non arriveremo mai a riuscire ad avere tutte le terapie geniche per la revita piumentosa. È uno sforzo che nessuna multinazionale può sostenere, perché magari una mutazione è talmente rara che a nessuno conviene sviluppare un vettore genico per 15 pazienti nel mondo. Cosa lo deve far pagare quel vettore genico? 3 miliardi di dollari? Quindi bisogna essere anche un pochino pragmatici e forse, anche grazie ai genetisti, pensare anche al futuro. Quando, per esempio, mi è venuto in mente, Leonardo Salviati parlava dell'importanza della diagnosi genetica. Mi è venuto anche in mente che magari questa persona a cui noi facciamo diagnosi, come purtroppo è già successo, qualcuno è deceduto perché erano persone anziane, ma hanno lasciato dalla loro famiglia una eredità molto importante, una mutazione che è causativa di una malattia familiare. Se in quella famiglia ci sarà di nuovo un caso di quella malattia, magari tra una generazione, 2 o 3, si potrà avere la prova provata che davvero quella è la mutazione causativa. Una sorta di segregazione familiare, analisi di segregazione familiare, diciamo, anche in tempi diversi. Ma cosa succede? Che se tu hai la prova provata, non solo puoi utilizzarla come terapia, ma per evitare che nasca un bambino con la malattia, perché sceglierai il gamete senza quel gene malattia, grazie alla diagnosi genetica preimpianto. Questo è un discorso un po' complesso. In Italia poi dal punto di vista etico si sa la fecondazione assistita, quanti problematiche anche rispetto ad altri paesi in più abbia, però quando si parla di malattie di questo genere penso che qualsiasi ostacolo debba essere, diciamo, religioso, deve essere un attimo rimosso, comunque accantonato e ragionato bene. Detto questo, bisogna fare un buon uso, su questo non ci piove, è altrettanto vero che non puoi dire a un paziente, come già stato detto per i casi di fibrosi cistica, e beh, magari è meglio che tu adotti. Questo è una mancanza di rispetto totale per la persona. Cioè il paziente, prima di tutto una persona, la sua vita, tu non puoi dare dei consigli come se fossi al bar dello sport. Cioè quindi il rispetto di una persona che vuole un figlio proprio, se tu hai la possibilità di fare in modo che questo figlio non abbia la malattia, tu non puoi non utilizzare questa possibilità, perché appunto nel 2014 l'Italia fu già multata dall'Unione Europea per questa infrazione, perché non si diede la possibilità a questa coppia, di cui una persona di questa coppia era affetta da fibrosi cistica, di accedere alla fecondazione assistita con scelta gametica, eppure andammo pure sul giornale di medicina legale pubblicato in tutto il mondo, è bella figuretta che ci avevamo fatto. Quindi quando io dico spesso, adesso lo dico un po' meno spesso perché dopo non vuole essere troppo ripetitivo, che il livello di civiltà di un paese si misura anche su come questo paese tratti i propri malati rari, è questo a cui mi riferivo. Cioè, se ci sono le possibilità di prevenzione, ecco che quella mutazione scoperta nel nonno può diventare fondamentale per evitare che suo nipote crei o un paziente malato o un portatore sano. Perché quando tu conosci le cose hai molta più possibilità di prevenzione, di terapia, di incrocio di dati, di comprensione. Allora ci impegniamo tutti, io credo che l'impegno non sia mai mancato, rimaniamo un centro di riabilitazione, questo lo voglio chiarire.
Se ci sono due motivi per cui Antonio è presidente di un'associazione così numerosa, io non mi aspettavo davvero un numero di questo genere, ripeto, 1519, ho capito bene Antonio? Bene. Allora è chiaro che non sono tutti pazienti. Noi a Campo San Piero più o meno gestiamo 1300 pazienti. Non tutti si saranno ovviamente iscritti, non tutti vogliono apparire e quindi magari c'è anche una percentuale che si nasconde, che non si evidenzia ed è un loro sacrosanto diritto a farlo, ma 1300 è un numero davvero importante, anche se di certificazioni abbiamo fatte solo, non so, 1050, ne mancano 250, benissimo, ma sappiamo che sono le persone che non vogliono essere certificate. Non c'entra, l'associazione deve essere comunque nutrita anche da queste persone e anche da quello che, io lo dico da anni, no? Ma costa 5 euro all'anno, iscrivetevi non in uno, in 5, 6, 7, il concetto che finalmente è uscito fuori con il Covid del caregivers, di quella persona che si sta occupando del malato e che si rende conto quanto il malato, di quanto problematica sia questa malattia. Quindi è chiaro, o può diventare questa malattia, quindi è chiaro che avere un'associazione così forte e numerosa, perché la retinite pigmentosa è la meno rara delle malattie rare, perché penso che abbiamo lavorato bene, proprio in senso, e qui ringrazio pubblicamente i nostri ortottisti. Se i pazienti vogliono venire a Campo San Piero, perché quelle cose che trovano a Campo San Piero non ce le abbiamo dall'altra parte. E quello che noi facciamo, a parte adesso la gestione genetica, clinico-genetica, è proprio la riabilitazione, il consiglio del filtro, dargli dei consigli di dove andare, mettere in contatto con le persone giuste, professionisti che possono gestire ausili ottici, elettronici. Una persona come Franz, che io applaudo pubblicamente, che crea una cosa di questo genere, è davvero importante, perché alla fine della fiera è una cosa unica che bisogna venire a creare, senza magari dimenticare che oggi la mamma di un nostro paziente ci ha detto andrà a Napoli, faremo la visita e vediamo se ci sarà possibilità di terapia genica su un gene particolare che stanno sperimentando a Napoli, perché qui nessuno è esclusivo. Noi vogliamo includere le associazioni, le persone, gli altri colleghi, gli altri riabilitatori, e se abbiamo sbagliato in certi referti, in certe tempistiche, abbiamo fatto aspettare troppo per una risposta email, io mi scuso, dicendo anche che però bisogna comprendere che quando le email a cui rispondere non sono più 10 ma diventano 100, le persone che rispondono a queste email sono sempre le stesse, c'è di mezzo il Covid e ci sono poi tante altre cose da fare, è chiaro che un'email può diventare un po' meno prioritaria. Ed è ovvio che il centro specializzato per la retinite pigmentosa della Regione Veneto non sarà mai un centro di accoglienza d'urgenza. Se c'è un'urgenza, qualcosa che non va di veramente prioritario, si va a un pronto soccorso oculistico di residenza. Allora mi domando, cerchiamo di unirci e non di sentirci come delle cose a sé stanti. Il dottore non ha capito questo. Se il dottore non ha capito, fateglielo capire meglio, magari mandando un'email, comunicando e avendo la giusta pazienza anche per aspettare la risposta, però, perché alla fine della fiera poi cresceremo, avremo delle altre possibilità di personale, delle altre sedi operative, un modo diverso di fare clinica, magari efficientiamo davvero il sistema. Efficientare il sistema in regime pubblico è molto difficile, però abbiamo il grande vantaggio di essere un centro di riferimento europeo. Credo che la Regione Veneto continuerà a darci attenzione. Quindi queste cose che l'associazione gestisce splendidamente potrebbero diventare veramente un volano importante per crescere e per migliorare la nostra assistenza nei vostri confronti. Il nostro livello riabilitativo, le liste d'attesa che effettivamente sono un po' troppo lunghe, però se magari è un caso stabile,
in un ambito di una malattia cronico-degenerativa che durerà tutta la vita, se anche proprio non è un controllo all'anno, diventa un controllo ogni 2, non succede nulla. È chiaro che è sempre un paziente che ha dei problemi, deve andare appunto sul corso turistico di residenza e poi farcelo sapere. È chiaro che farcelo sapere per email a volte non è semplice perché dopo non leggiamo le email e questo è un problema che cercheremo di risolvere nel prossimo futuro. Poi con la genetica cerchiamo di andare avanti perché secondo me questa comunque resta una priorità per voi e per tutte le persone che in futuro nei vostri alberi familiari potranno avere questo problema e per le altre persone che non sono qua oggi. Quindi è chiaro che il lavoro dietro le quinte, se una volta era 4, adesso è 40. Il problema è che siamo sempre noi a farlo e quindi mi scuso se a volte questo lavoro dietro le quinte forse non è ben spiegato e quindi una persona si sente trascurata. Questo, se è successo, mi dispiace. I nostri numeri, vabbè, si può andare un po' avanti con le diapositive, ma insomma non sono così importanti. Sono quelle poi più o meno, no, forse sono un po' cambiate. Posso andare di qua? Sì, noi siamo sempre questi. Il professor Di Iorio è sempre qua. Stiamo comunque continuando a fare le nostre attività. Argus 2 è un po' tramontato. Lo screening per l'elettrostimolazione sta andando avanti. Ogni tanto facciamo dei pazienti. Condividiamo a casa magari. Ecco, qual è? Un attimo solo che condividiamo a casa un attimo perché ho tolto perché non sta. L'avevo messo a te. E quindi adesso niente, io insieme ad Enzo Di Iorio aspettiamo le vostre domande. Posso fare con le frecce? Sì, come no. Certo. Perché le frecce faccio meglio. No. E quindi quello che facciamo noi è questo, ma insomma lo sapete meglio di me. Questi sono i numeri, ecco, volevo solo dire che alla fine della fiera, tra 2019 e 2020, è vero che magari siamo stati meno presenti a Campo San Piero, ma abbiamo visitato più o meno la stessa quantità di persone, considerando che ci siamo fermati per 2 mesi. Quindi, diciamo che il nostro netto di lavoro è sempre lo stesso, con tutte le problematiche appunto di lavoro occulto a cui facevo riferimento prima. Siamo sempre nella rete europea e ci confrontiamo con i nostri colleghi d'Oltremanica, anzi d'Oltralpe e anche d'Oltremanica, perché comunque nonostante la Brexit, sono inclusi anche i colleghi della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord. Adesso insomma il prossimo congresso è a Dublino. Sono inclusi in maniera un po' particolare, diciamo che comunque continuano ad avere i contatti con noi, anche se non proprio con la stessa ufficialità. Queste sono le certificazioni ancora del 2018 che volevo sottolineare, rappresentano un bel record epidemiologico, cioè la professoressa Facchini era particolarmente contenta di noi perché con un contributo importante delle nostre certificazioni nel 2018 erano 820, adesso sono oltre 1000, siamo stati i maggiori autori del tetto, di arrivare a un tetto di oltre 1200 persone certificate con RFG 110 nella regione Veneto, che vuol dire essere pienamente in linea con l'epidemiologia dei paesi nord europei, quindi la migliore epidemiologia del mondo. Cioè un caso ogni 3.500-4.000 nati vivo, fai i conti, e in Veneti quindi dovrebbero essere più o meno 1.200-1.300. Ovviamente le nostre certificazioni non sono solo di pazienti veneti, più o meno l'80% è di pazienti veneti. Questa è l'esperienza appunto un po' tramontata di Argus 2, però i nostri pazienti, soprattutto 4 di questi 7 pazienti, continuano ad essere molto soddisfatti dell'impianto di retina artificiale. Aspettiamo con ansia, e qui lo voglio dire pubblicamente, aspettiamo con ansia i dati di altri studi che potrebbero essere di qui a poco presenti, questi dati su altri tipi di retine artificiali, in particolare la retina liquida, la retina fotovoltaica che si sta sviluppando all'IIT di Genova in collaborazione con la dottoressa Pertile di Negrar, che
Purtroppo però devo constatare che da tanti anni se ne parla, e io lo voglio dire anche pubblicamente, ma ancora nessun uomo è stato impiantato con questa metodica. Quindi prima di parlare di risultati io consiglierei di fare qualche prova sugli uomini, se no si finisce come con gli algoritmi, che sembravano tutti belli e perfetti, e poi invece non pagliava niente. Mi ricorda anche un mio vecchio professore di farmacologia. Eh sì, noi purtroppo era un farmacologo che però aveva una laurea in medicina. Mi diceva, eh sì, quando io vado a fare 3+3 nelle mie provette fa sempre 6. Poi quando invece faccio la stessa somma nel corpo umano non viene mai 6 e sappiamo tutte le variabili che esistono. Poi mi è ricordato l'algoritmo che non funziona come quando ci si aspetta, oppure semplicemente anche il farmaco che dopo essere stato approvato dall'FDA anziché dall'EMA viene applicato nella pratica clinica e non funziona quanto gli studi. Ma questo, l'RCT, il Randomized Controlled Trial, è uno studio in cui addirittura le cliniche universitarie assolutamente vengono pagate dalle multinazionali per seguire un paziente. Io per esempio mi ricordo che feci uno studio nel Ministero, arruolavamo parecchi pazienti, siamo stati in grado di attirare parecchi fondi e ci pagarono 15.000 euro a paziente. Cioè oltre a pagare il farmaco e tutto il resto ti danno pure 15.000 euro. Quando mai un sistema sanitario pubblico ha 15.000 euro da spendere per un paziente in un anno di trattamento? Mai. Quindi è chiaro che quegli RCT o quegli algoritmi fatti, quando poi arrivano nella real life, è tutto un altro mondo. È per quello che la letteratura scientifica ormai distingue molto quello che succede nel mondo ideale, ma non vero, del randomized clinical trial, del farmaco sperimentato che lì funziona in un modo e che poi calato nella realtà clinica funziona in un altro, perché non riesci ad applicarlo nella stessa maniera, con la stessa posologia, con gli stessi controlli. Non riesci. E gli algoritmi penso che hanno fatto più o meno la stessa fine. Scusa Francesco, sì, se puoi stringere per certo, dopo ci sono le domande del nostro pubblico e dopo c'è lo stomaco che reclama. Anche perché avete già fame? 13:30 sono. Ah però è tardi, scusate. Beh, insomma, rapidamente stiamo partecipando allo importantissimo, non vorrei allo studio anagrafico. Ridurre quello che è ma vado veloce. Intervento così importante. No. Così stiamo spazio anche ai soci per le domande, grazie. Stiamo partecipando allo studio multicentrico nazionale per individuare i pazienti RPE 65 candidati alla terapia con Luxturna, candidabili, insieme alla professoressa Simonelli, a Careggi, a Milano, insomma siamo in 8 centri in Italia, forse anche 9, al Mondino di Pavia, perché poi noi eravamo relativamente deboli, perché non aveva nessuna correlazione con nessun centro di pediatria, che invece adesso esiste grazie alla professoressa Suppieri, che lavorando alla Fondazione Holman ci porta spesso pazienti alla nostra attenzione, pazienti pediatrici che hanno questo problema, perché il target di Luxturna è principalmente pazienti dai 6 ai 25-30 anni, quindi maggior parte diciamo età pediatrica, dai 6 ai 18 ancora meglio. Come diceva poi il professor Salviati, prima si tratta meglio. Questa è l'esistente, Luxturna. Queste potrebbero essere le future terapie geniche. Si è andati molto avanti, li ho segnati rispetto alla tabella che vi ho fatto vedere l'anno scorso. Si è andati molto avanti, abbastanza avanti sul gene CHM della coriodерmia, che però vedete rappresenta sempre una parte molto piccola del complesso delle retiniti pigmentose, meno dell'1%, un po' come l'RP65. Si è andato molto avanti sull'RPGR, molto avanti. E qui si tratta del 6-8% dei pazienti con retinite pigmentose. E considerando anche le femmine non portatrici sane si può arrivare anche addirittura al 10%. Quindi si tratterebbe di una terapia genica davvero molto più diffusa. Anche sul Mio 7A si è andati abbastanza avanti, ma la professoressa Simonelli è, diciamo, il riferimento nazionale in questo caso, e sull'ASH2A anche quello lì. ASH2A.
Questi sono i dati del professor Diorio, che però avete già visto. Questo è per raccontarvi la complessità della definizione genetica e dell'interpretazione genetica, la complessità del lavoro di Enzo Diorio, e un po' anche del mio lavoro, dopo, quando lui mi dice che ha tutti questi dati, io non è che sono così bravo sempre a farli quagliare, quindi non dimentichiamoci che il pannello da 184 geni, che adesso è diventato da 284, comunque non è tutto, quindi c'è sempre una parte che potrebbe restare grigia. Si spera che la parte grigia si riduca sempre di più. E qui sono appunto, ecco, quello che vi volevo riferire sull'RPGR. Io sono stato coinvolto adesso da questa multinazionale nell'advisory board per quanto riguarda questa terapia genica in divenire, e noi avevamo descritto proprio con Enzo Diorio, tra i primi in Europa, forse in razza caucasica, i primi perché erano stati descritti casi simili nei cinesi e nei giapponesi, le donne non portatrici sane del gene che in realtà dovrebbe essere una mutazione X-linked, quindi solo degli uomini. E in realtà queste donne sono includibili nella terapia genica. Poi vabbè, quello che si è parlato molto era insomma la fecondazione assistita con scelta gametica e diagnosi genetica preimpianto. Basta, ho finito. Sono stato abbastanza bravo. Bravo. Allora,